Il Papa ha autorizzato la Congregazione delle Cause dei Santi a promulgare il decreto sul martirio del giudice ragazzino di Canicattì. A 6 giorni dall'incidente stradale Claudia Gucciardo è morta e i genitori donano gli organi. Domenica il V-Day, i primi vaccini al Civico di Palermo, migliorano le condizioni dell'ex presidente della regione Cuffaro, voli Regno Unito-Sicilia, tutti in quarantena. Tanti big siciliani della musica e dello spettacolo raccolgono fondi con una canzone per le famiglie degli operatori sanitari morti durante la lotta al Covid. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Rosario Livatino sarà beato. Il giudice ragazzino sarà il primo magistrato nella storia della Chiesa ad avere questo riconoscimento. Papa Francesco ha autorizzato la Congregazione delle Cause dei Santi a promulgare il decreto sul martirio Rosario Livatino, ucciso in odio alla fede dalla mafia di Agrigento il 21 settembre 1990. La cerimonia di beatificazione si svolgerà nel 2021 nell'arcidiocesi siciliana, dove il giudice è nato e ha vissuto tutta la sua breve vita, appena 38 anni. C'è il servizio. Papa Francesco ha autorizzato la Congregazione delle Cause dei Santi a promulgare il decreto sul martirio in odium fidei, in odio alla fede, di Rosario Livatino, ucciso dalla mafia ad Agrigento il 21 settembre 1990. La cerimonia di beatificazione si svolgerà nel 2021 nell'arcidiocesi siciliana, dove il giudice è nato e ha vissuto tutta la sua breve vita, appena 38 anni. Livatino è il primo magistrato beato nella storia della Chiesa Cattolica. Determinante nella causa di beatificazione è stata la testimonianza degli assassini del giudice, tra cui anche Gaetano Puzzangaro, uno dei 4 killer incaricati di uccidere il magistrato. Alla vigilia della decisione di Bergoglio non sono però mancate le polemiche. La comunità di Canicattì, paese natale del magistrato, dove è sepolto insieme con i genitori, si è mobilitata a tutti i livelli, dal sindaco ai compagni di scuola del giudice fino ai semplici cittadini, per evitare che il suo corpo possa essere traslato nella cattedrale di Agrigento. Rivolgendosi direttamente al cardinale arcivescovo Francesco Montenegro e dicendosi pronti anche a creare dei cordoni umani davanti al cimitero di Canicattì per impedire che Rosario venga portato ad Agrigento. Livatino era nato a Canicattì il 3 ottobre 1952, primo e unico figlio di Vincenzo, laureato in legge e pensionato dell'esattoria comunale, e Rosaria Corbo. Negli anni del liceo si dedicò moltissimo allo studio e si impegnò nell'azione cattolica, alimentando così la sua fede. Si laureò in giurisprudenza a Palermo nel 1975 col massimo dei voti e a 26 anni, nell'estate del 1978, entrò nella magistratura. Dopo il tirocinio presso il Tribunale di Caltanissetta, il 29 settembre 1979 entrò alla Procura della Repubblica di Agrigento come pubblico ministero. Per la profonda conoscenza che aveva del fenomeno mafioso e della capacità di ricreare trame, di stabilire importanti nessi all'interno della complessa macchina investigativa, gli vennero subito affidate delle inchieste molto delicate e lui, infaticabile e determinato, firmò sentenze molto importanti che lo fecero entrare rapidamente nel mirino di Cosa Nostra. Il 21 settembre 1990, mentre stava percorrendo come al solito la strada statale 640 per recarsi da Canicattì, dove viveva, al tribunale di Agrigento, venne raggiunto da un comando di 4 sicari e barbaramente trucidato. Fin subito dopo la morte la Chiesa Cattolica riconobbe l'eroismo del giovane servitore dello Stato che aveva vissuto tutta la propria breve esistenza alla luce del Vangelo. Per questo motivo fu successivamente avviata la causa di beatificazione, che ora si è conclusa positivamente con l'approvazione di Papa Francesco. San Giovanni Paolo II definì Livatino martire della giustizia e indirettamente della fede. Parole che il Papa polacco disse ai genitori del magistrato il 9 maggio 1993, poco prima di rivolgere ai mafiosi il suo storico appello alla conversione nella Valle dei Templi di Agrigento. Lo dico ai responsabili, convertitevi, una volta verrà il giudizio di Dio. Per Papa Francesco Livatino è un esempio non soltanto per i magistrati, ma per tutti coloro che operano nel campo del diritto, per la coerenza tra la sua fede e il suo impegno di lavoro e per l'attualità delle sue riflessioni.
E ha aggiunto: quando Rosario fu ucciso non lo conosceva quasi nessuno. Lavorava in un tribunale di periferia, si occupava dei sequestri e delle confische dei beni di provenienza illecita acquisiti dai mafiosi. Lo faceva in modo inattaccabile, rispettando le garanzie degli accusati, con grande professionalità e con risultati concreti. Per questo la mafia decide di eliminarlo. Secondo Bergoglio, Livatino ha lasciato a tutti un esempio luminoso di come la fede possa esprimersi compiutamente nel servizio alla comunità civile e alle sue leggi, e di come l'obbedienza alla Chiesa possa coniugarsi con l'obbedienza allo Stato, e in particolare con il ministero delicato e importante di far rispettare e applicare la legge. La Santa Chiesa di Dio che in Agrigento, mentre si prepara a vivere nella celebrazione del Natale il mistero dell'incarnazione e della redenzione, accoglie con gioia e gratitudine l'annuncio della beatificazione di un suo figlio eletto, che il Signore si è degnato di associare in modo speciale alla sua opera di salvezza, attraverso un'intensa vita di fede e una pietà sincera, coerentemente applicate nella professione e testimoniate coraggiosamente fino alla morte, fino al martirio cruento in odium fidei. Nella giornata di ieri, 21 dicembre 2020, accogliendo l'istanza del postulatore Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Vincenzo Bertolone, inoltrata su richiesta della nostra arcidiocesi, il Santo Padre Francesco ha autorizzato la Congregazione della Grazia dei Santi a promulgare il decreto riguardante il martirio del servo di Dio Rosario Angelo Livatino, magistrato. È morta all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta 6 giorni dopo il grave incidente stradale registratosi lungo la strada provinciale per la frazione di Seccagrande a Ribera la 19enne Claudia Gucciardo, che era rimasta gravemente ferita. Era il 15 dicembre quando si verificò lo scontro fra lo scooter della ragazza e un furgoncino. A causa delle gravi ferite riportate, la giovane in soccorso venne subito trasferita all'ospedale di Caltanissetta, dove era stata sottoposta a un delicato intervento di neurochirurgia per poi essere ricoverata in rianimazione, dove ieri si è consumata la tragedia. I genitori di Claudia Gucciardo hanno deciso di donare gli organi. Domenica prossima al Civico di Palermo primi vaccini per 5 medici. Nel V-Day europeo via alla campagna anti-Covid anche in Sicilia. Si parte dal più grande ospedale dell'isola. I dettagli nel servizio. L'ospedale civico di Palermo scelto per il V-Day. Domenica 27 dicembre prossimo, giorno della prima somministrazione del vaccino anti-Covid in Europa. 5 medici dei reparti Covid saranno i primi a vaccinarsi in tutta la Sicilia. Fra i papabili il responsabile del pronto soccorso Massimo Geraci, in prima linea sul fronte dell'emergenza durante la seconda ondata pandemica. Una somministrazione simbolica alla quale parteciperà anche l'assessore alla salute della regione siciliana Ruggero Razza, in vista dell'avvio della campagna vaccinale di massa che inizierà dopo Capodanno con l'arrivo delle prime 129.000 dosi della Pfizer. Fino a ieri sono state 18.000 in 3 giorni le preadesioni giunte sul sito regionale Sicilia Coronavirus, a fronte di una platea di 141.000 persone individuate, come prevede il cronoprogramma ministeriale, fra operatori sanitari degli ospedali pubblici, dipendenti della sanità privata, medici di famiglia e loro collaboratori, medici e infermieri arruolati apposta per la pandemia, specializzandi e studenti del corso di medicina generale, anziani ed operatori delle residenze sanitarie assistite. A loro è destinata la prima tranche di vaccinazioni che vedrà impegnati 345 vaccinatori e 36 strutture ospedaliere censite della regione come centri di somministrazione.
secondo le previsioni del piano vaccinale del commissario nazionale per l'emergenza Domenico Arcuri. Le prime 129.000 dosi andranno somministrate entro 15 giorni. Dopo 19 giorni della prima sarà la volta della seconda dose. La campagna sarà allargata alle altre categorie via via che arriveranno gli altri vaccini. Fra i centri individuati in questa prima fase c'è per l'appunto l'ospedale civico di Palermo, che ha a disposizione 3 frigoriferi a meno 80 gradi per la conservazione del farmaco Pfizer. L'azienda produttrice ha inviato un manuale di istruzioni che prevede 7 passaggi da eseguirsi in poco tempo prima della somministrazione. Il più delicato è la diluizione del flacone, dal quale si ricavano 5 dosi e che secondo i tecnici dovrebbe essere appannaggio di un farmacista, un chimico o un biologo. Sarà proprio la farmacia dell'ospedale civico ad occuparsi della complessa procedura. È vero, siamo stati indicati dalla regione per il V-Day europeo, il vaccino arriverà il giorno di Natale, conferma il manager del civico Roberto Colletti. Il direttore generale ha chiesto agli operatori di aderire al censimento avviato dall'assessorato regionale alla salute sulla piattaforma www.siciliacoronavirus.it. E dall'ospedale civico di Palermo c'è ricoverato per Covid l'ex presidente della regione Totò Cuffaro. Il fratello Silvio racconta al nostro direttore Arturo Cantella che il peggio sembra essere passato. Vediamo. Sindaco di Raffadali Silvio Cuffaro, il fratello, l'ex presidente della regione Totò Cuffaro, essere ricoverato per via del Covid. Diciamo che è un virus molto strano, purtroppo è successo quello che non ci aspettavamo. Mio fratello ha avuto contagiato alla moglie il virus e la moglie asintomatica, lui pian piano comincia ad avere dei peggioramenti fino a quando arriva a un ricovero d'urgenza e in subintensiva. Sono stati dei giorni, devo dire, in cui ci ha tenuto tutta la famiglia in tensione, perché quando purtroppo il virus si manifesta in questo modo non sappiamo poi dove va a finire. Avevamo già un coinvolgimento polmonare serio. Bene, oggi possiamo dire che finalmente è riuscito a superare la fase di criticità, è ancora in subintensiva, ma si aspetta un giorno all'altro di ritornare di nuovo nel reparto Covid, quindi ha superato il periodo critico e si sta piano piano incominciando a riprendere la sua vita, a incominciare a respirare naturalmente senza avere il supporto dei macchinari. E siamo contentissimi, anche se non faremo il Natale insieme, sia per le ristrettezze giuridiche, sia perché lui è ancora in ospedale, ma festeggeremo sicuramente un Natale più speranzoso e un Natale di felicità anche con la sua assenza. Comune, oggi siamo a quota zero, questo lo si deve perché stanno molto attenti, perché riescono, nonostante a svolgere una normale vita quotidiana, a dotarsi di quei movimenti, di quel modo di fare che le tengono lontano, che usano la mascherina, una distanza di sicurezza e quant'altro, tanto che stamattina parlando con alcuni dico che quando il governo nazionale prende delle scelte purtroppo si lascia molto suggestionare dai media, dalle immagini televisive. Non ci sono stati mai assembramenti a Raffadali, ho visto i negozi quasi sempre vuoti, quindi anche quest'ulteriore ristrettezza che stanno mettendo i cittadini durante il periodo natalizio non fanno altro che aumentare i disagi nei confronti di coloro che purtroppo hanno visto in quest'anno sotto l'aspetto commerciale un anno magro. Dopo lo stop ai voli dalla Gran Bretagna imposto dal Ministero della Salute per cercare di frenare l'avanzata della variante inglese del Covid, in tantissimi restano bloccati nella capitale inglese. Lello Casese. Suscita preoccupazione la nuova variante del Covid-19 anche in Sicilia, dopo che 3 passeggeri e 2 da verificare sono stati trovati positivi. I passeggeri sono rientrati con l'ultimo volo Ryanair da Londra all'aeroporto di Palermo. Controlli immediati sono scattati per gli altri passeggeri e l'intero equipaggio.
Quasi 1115 sono i siciliani giunti nell'ultima settimana da Londra che dovranno trascorrere un Natale in quarantena. Le ASP hanno avuto una disposizione chiara: prendere contatto con i passeggeri dagli aerei in arrivo dalle capitali inglesi. Solo a Palermo si tratta di 340 persone, più le 134 giunte domenica sera con l'ultimo volo prima dello stop. Una situazione davvero difficile in un momento in cui la curva dei contagi nel territorio siciliano inizia a scendere. I primi test rapidi effettuati subito dopo lo sbarco dall'ASP di Palermo avevano dato esito negativo, ma i controlli successivi ed approfonditi hanno invece confermato la positività dei casi provenienti dalla Gran Bretagna. Bisognerà attendere qualche giorno per verificare se si tratta della nuova variante del virus ed in attesa tutti i passeggeri di componenti dell'equipaggio sono in isolamento fiduciario. Le autorità sanitarie hanno acquisito la lista con l'elenco dei loro nomi per monitorare l'andamento della quarantena, che durerà almeno 14 giorni. Nel Regno Unito rimangono bloccati decine di migliaia di siciliani pronti ed organizzati a riabbracciare i loro familiari, rimasti spiazzati dal blocco dei voli causa nuova variante e costretti a rimanere a festeggiare da soli il Natale. Il commissario per l'emergenza Covid a Palermo, Renato Cossa, sottolinea l'efficacia dei doppi controlli subito dopo messa a fronte in atto dalla nostra organizzazione sanitaria, che ci ha consentito in poche ore di individuare con certezza al tampone molecolare 3 positivi e 2 dubbi. Oltre al volo proveniente da Londra, aggiunge Costa ai microfoni dell'ANSA, il lavoro è stato incessante con ben 2.999 tamponi e 3 positivi. Un lavoro che prosegue nell'interesse della collettività e di un sistema che in Sicilia sta fornendo un quadro chiaro su tutti i passeggeri in arrivo. Ulteriori controlli stanno continuando nei porti e negli aeroporti dell'isola e nei drive-in allestiti in diverse città per monitorare rientri nell'isola da studenti, lavoratori pendolari provenienti dal nord e o da altri paesi europei per trascorrere il Natale. Sono stati trasferiti a Messina, nella struttura sanitaria Opus Residential, gli anziani positivi della casa di riposo Maria Immacolata di San Fratello. A darne notizia il direttore della struttura, Ciro Di Bartolo. Ho ritenuto che tale trasferimento fosse necessario al fine di prestare la giusta assistenza ai nostri ospiti presso una struttura organizzata e attrezzata ad affrontare questa difficile emergenza. La scorsa settimana all'interno della struttura era stato individuato un focolaio con contagi da Covid-19 sia da parte di alcuni operatori sanitari e sia di diversi degenti. Il focolaio è venuto alla luce dopo che un'anziana era stata sottoposta ad esami specialistici presso l'ospedale Barone Romeo di Patti ed era risultata positiva al tampone eseguito al nosocomio prima dell'ingresso. Sono dunque scattati i protocolli di sicurezza. Il direttore della struttura, in accordo con il sindaco di San Fratello e l'ASP, aveva avviato le conseguenti procedure previste e la casa di riposo era stata posta in isolamento con piano dedicato esclusivamente ai soggetti contagiati da Covid-19. Nelle scorse ore la decisione di trasferire gli ospiti contagiati in una struttura più idonea. In questo difficile momento, dichiara il direttore della casa di riposo, ho sentito la vicinanza dei vertici sanitari che sono prontamente intervenuti e hanno reso possibile tale trasferimento con immediatezza. Ringrazio anche il sindaco Salvatore Sidoti Pinto per la vicinanza affettuosa nei confronti di tutti noi e degli anziani in particolare. Il suo impegno, la sua vicinanza e il suo affetto sono stati fondamentali. Il direttore della casa di riposo Maria Immacolata sottolinea l'eccellente professionalità dimostrata dagli operatori della struttura, che anche in questo difficile momento hanno dimostrato ancora una volta passione per il loro lavoro, assistendo e monitorando costantemente gli anziani con affetto e dedizione. Il mio costante pensiero, conclude Di Bartolo, va ai nostri anziani con la fiduciosa speranza di poterli presto riabbracciare. Il leader di Forza Italia Berlusconi, tramite il presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gianfranco Miccichè, che è andato a Mazzara del Vallo per l'arrivo dei 18 pescatori sequestrati il 1 settembre, parla al telefono con l'armatore e ironizza su Putin. C'è il servizio.
hanno certamente fatto scalpore, solleticando le altrui coscienze, le parole del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, che parlando della liberazione dei pescatori di Mazara del Vallo costretti a 108 giorni di prigionia in Libia, ha dichiarato senza troppi giri di parole, di indugi, che il merito è di Vladimir Putin, un discreto siluro contro Giuseppe Conte, che si è però intestato il merito dell'operazione. E così, a pochi giorni dal ritorno a casa dei 18 marittimi, emergono ulteriori da alquanto torbidi dettagli che gettano un velo di incertezze sulle modalità del rilascio dei nostri connazionali. Dopo il ritorno a Mazara del Vallo e al termine della festa organizzata dalle famiglie dei marittimi, è giunta una telefonata proprio tra Berlusconi e l'armatore di uno dei due pescarecci, Marco Marrone, ma non solo. Dalle cronache si apprende di un breve scherzoso dialogo sul cellulare di Gianfranco Miccichè, il presidente dell'Assemblea regionale siciliana, corso per la grande accoglienza, dialogo in cui l'ex presidente del Consiglio dei Ministri ammetteva, non si può dire, è stato Putin a farli liberare chiamando Haftar, dettaglio carpito dai cronisti e che ha alimentato ulteriormente la polemica politica sul caso. Non bisogna dirlo però, afferma ancora Berlusconi, quasi a voler negare l'evidenza di una realtà scontata e palesata. Poi si dice che lui è un sostenitore di Haftar, ma non vuole che si dica, ha ancora detto. Grazie di cuore, invece, ha affermato Marrone al Cavaliere. Due rimpianti ho, uno politico e uno della mia squadra del cuore, perché sono nato e cresciuto milanista e abbiamo goduto tanto con lei. Ho chiesto più volte di sentirla al telefono perché per me è un'emozione unica. Nel corso della telefonata Miccichè ha condiviso con Berlusconi i racconti di un altro armatore che in passato avrebbe guadagnato 20.000 euro al giorno. Allora ho bisogno di un prestito da parte vostra, invece scherzato il leader di Forza Italia. Ieri non si può dire, ma che è stato poi il signor Putin con le sue telefonate da Star a farli liberare. Questa è la verità su quello che è successo. Non bisogna dirlo però, perché sennò lascia con l'americani come sostenitore del generale Haftar e lui non gli piace questa cosa. Va bene? Quindi comunque viva, siamo riusciti, sono tornati, evviva! Poco dopo l'arrivo dei pescatori sono cominciati i loro duri e tristi racconti che convergono su alcuni punti, e cioè la violenza psicologica subita durante la prigionia, l'angoscia di vivere in celle buie e sporche, l'idea che l'eventuale rilascio, qualcuno non ci credeva più, dipendesse da questioni più grandi di loro. Nelle parole di Gira Indra Gunawan, marittimo indonesiano dell'Antartide, il cui contratto annuale è scaduto mentre era in carcere, si tocca con mano tutta la paura vissuta nel suo racconto. Un mese dopo il sequestro, i carcerieri gli hanno detto che il suo destino e quello dei suoi compagni era legato al buon esito dello scambio con alcuni libici detenuti in Italia, le 4 giovani promesse del calcio, come li ritengono i libici. Il comandante della Medinea, Pietro Marrone, con la sobrietà mutata dal suo ruolo, sostanzialmente conferma che le paure di Gunawan erano anche le sue. Il comandante ringrazia il nostro governo e soprattutto sua mamma Rosetta Ingargiola, 74 anni, una indomabile lottatrice che ha protestato per giorni e giorni davanti Montecitorio. Ho sempre contato su di lei, ha perso il marito, poi un figlio in un naufragio, non poteva perdere anche me. Rifocillato con un piatto di pasta, si è detto subito pronto a riprendere il mare quanto prima. Il ritorno al lavoro, il sentimento di tutti, anche dell'armatore Marco Marrone, che ha accompagnato l'ultimo tratto del viaggio dei pescatori con un lungo collegamento radio durato tutta la notte. Abbiamo pianto e riso, li conosco, sono grandi uomini, sempre pronti a salpare. In fondo è il mare, nel bene o nel male, è la vita di tutti loro. Viene Natale, se stiamo lontani saremo vicini, questo è il titolo della canzone interpretata da tanti big siciliani della musica e dello spettacolo, da Fiorello a Nino Frassica, da Carmen Consoli a Mario Biondi, per raccogliere fondi in favore delle famiglie degli operatori sanitari morti durante la lotta al coronavirus. Vediamo. Viene Natale, che freddo che fa, nel fondo del cuore
niente più uguale al mondo di prima, a quello che c'era e che ci sarà. Viene Natale, che felicità, nascosta ma dove? Tra un sogno e un dolore, tra il cielo e la strada, in ogni quartiere, in ogni città. Abbracci che abbracciano, senza più braccia, e baci che baciano, senza più bocca. Pensiero che tocca il tuo cuore in mani nona. Se stiamo lontani, staremo vicini, almeno domani, e come bambini vedremo il Natale, cosa ci regalerà. viene Natale, Che luce che fa, la stella cometa, per molti non brilla, per altri si è spenta. che non è più quella di 1000 anni fa. viene Natale, qualcosa non va. La gente per strada si muove smarrita, Con gli occhi negli occhi, e cerca un sorriso che non troverà. Abbracci che abbracciano, senza più braccia, e baci che baciano, senza più bocca. Pensiero che tocca il tuo cuore, e mani nona. Se stiamo lontani, staremo vicini, almeno domani. E come bambini, Vedremo il Natale, che cosa ci regalerà. Se stiamo lontani, staremo vicini, almeno domani. E come bambini vedremo il futuro, che cosa ci regalerà. Se stiamo lontani, staremo vicini, almeno domani. E come bambini vedremo il futuro, che cosa ci regalerà. Viene il Natale, chissà se sarà un mondo migliore. Il Leo Club di Agrigento dona piccoli pandori ad una parrocchia di Palma di Montechiaro. Lello Casese. Iniziativa benefica svolta ieri a Palma di Montechiaro dai giovani del Leo Club di Agrigento, guidati da Giuseppe Castelli. Sono stati donati numerosi pandorini alla parrocchia della Trasfigurazione di Nostro Signore Gesù Cristo in un quartiere particolarmente delicato denominato Villaggio Giordano. Ringrazio il parroco Don Mario Bellanca per la sua disponibilità e per il senso di umiltà nel servire la Chiesa ed il quartiere, ha detto Giuseppe Castelli. Il nostro è solamente un piccolo gesto volto a regalare un sorriso ai bambini bisognosi in un momento del tutto particolare come quello che stiamo vivendo. La solidarietà, il senso di comunità e l'amore verso il prossimo sono i nostri punti di riferimento, come ci insegna la dottrina cristiana. Continueremo a svolgere un servizio alla comunità agrigentina dimostrando sempre di essere un laboratorio di idee e proposte per il territorio, ha concluso il presidente Giuseppe Castelli. Adesso le telecamere di TV all'Istituto Quasimodo di Agrigento. Arturo Cantella.
Siamo all'Istituto Quasimodo di Agrigento con la dirigente scolastica Annellina Librici, se ci aggiorna su ciò che sono le vostre attività didattiche. L'Istituto Quasimodo ha operato tranquillamente e serenamente durante quest'anno scolastico. Le attività si sono svolte fin dall'inizio, fin dal primo giorno in presenza. La scuola si è dotata chiaramente grazie ai finanziamenti ministeriali e anche regionali di device che possono essere utilizzati dai ragazzi in presenza ma anche a distanza, li chiedono attraverso l'istituto del comodato d'uso. Ha da sempre messo il punto e comunque attenzionato quello che è la cura dei locali, la pulizia, la sanificazione degli ambienti laddove è necessario, e continuiamo la nostra attività regolarmente in presenza, senza, come ho detto già prima, senza grossi problemi o difficoltà, e speriamo insomma che tutto questo finisca nel breve tempo, anche per vivere più serenamente un po' tutti. Voi vi state preparando alle iscrizioni del nuovo anno formativo, ecco, che consigli dare per scegliere il vostro istituto? Come tutte le istituzioni scolastiche, a breve percorreremo questo periodo delle iscrizioni. Le iscrizioni inizieranno il 4 gennaio, si concluderanno il 25 dello stesso mese. Noi diamo come istituto, chiaramente proponiamo ai genitori di scegliere questa scuola per iscrivere i propri figli, perché non solo l'offerta formativa è ampia, varia e molto diversificata nei vari ordini di scuola, ma anche perché la scuola è dotata di docenti sempre preparati, in gamba, non solo, lavorano anche con tanta passione, sanno dare ai ragazzi, ai vostri figli sicuramente un'ottima preparazione per affrontare il percorso scolastico successivo. In arrivo per la provincia di Agrigento 2.600.000 euro per la tangenziale est, di Ravanusa e 3.200.000 euro per lavori di consolidamento e restauro del Ponte Platani. Ne dà notizia il deputato regionale Giussi Savarino, presidente della Commissione Territorio ed Ambiente. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. Ha deciso di dimettersi da sindaco di Calatafimi Segesta. Antonio Accardo è ufficialmente ex sindaco, era rimasto coinvolto nell'operazione antimafia che nei giorni scorsi ha portato alla luce l'ennesimo intreccio tra mafia, politica e imprenditoria in provincia di Trapani. Vediamo. Le dimissioni del sindaco di Calatafimi Segesta Antonino Accardo a pochi giorni dell'operazione Ruina, che l'ho visto fra i personaggi coinvolti con l'ipotesi di reato, corruzione elettorale e tentata estorsione con l'aggravante di mafia. Oggi prendiamo in esame quanto pubblicato sulla sua pagina social dall'assessore calatafimese Eliana Boni, dimissionaria così come gli altri componenti la giunta. Un post che così esordisce: il silenzio, scritto tra virgolette, seguito alle ultime vicende giudiziarie che hanno scosso la nostra città, ha rappresentato il lasso di tempo necessario a raccogliere informazioni che mi servivano ad avere un quadro più chiaro su una situazione arrivata come un uragano, minando tutte le mie certezze. E sintetizzando noi per i tempi di racconto che la cronaca ci impone, continuiamo dicendo che l'ex amministratrice calatafimese ha parlato di delusione e rabbia per una vicenda delicata e complessa, ma anche di come la presa di distanza e la condanna delle varie forme di mafia sono stati sempre un punto cardine della propria vita, evidenziate dalle diverse iniziative portate avanti negli anni. Cresciuta continua con i principi di legalità, correttezza e moralità che hanno da sempre accompagnato le proprie scelte. Boni ha parlato anche della fiducia nella magistratura per chiarire i contorni della vicenda e del plauso a forze dell'ordine di inquirenti, auspicando di poter parlare alla figlia un giorno della mafia usando il passato e non di una brutta eredità che pesa sulla bellissima Sicilia. Vedere Calatafimi Segesta, continua Eliana Boni, la città in cui ho deciso di vivere e crescere mia figlia, ancora una volta alla ribalta delle cronache nazionali, mi ferisce ma al contempo mi impone un atteggiamento di grande responsabilità nei confronti della gente che ha deciso di darmi fiducia. Nella contraddizione fra garantismo e giustizialismo c'è sempre qualcosa di più profondo di una semplice semplificazione, afferma, auspicando che il sindaco Accardo, persona che ha avuto modo di apprezzare per doti amministrative e lealtà,
possa chiarire la sua posizione. Avviandosi a conclusione, dice di aver rassegnato le dimissioni, certa dell'onestà, impegno, massima trasparenza e convinzione di non essersi sottratta alle responsabilità nei confronti della città e che le ombre gettate sulle elezioni della sua lista non le avrebbero più permesso di continuare con serenità. Le rimane l'amarezza, conclude, di aver interrotto un progetto di sviluppo turistico-culturale del nostro territorio che ancora una volta vivrà una battuta d'arresto. Nella chiosa finale, il suo rammarico è pensare che ci possa essere qualcuno che gioisca. Si potrebbe esultare, dice, per la disfatta degli avversari politici, ma una città ferita è un fallimento per tutti. Andiamo nel Messinese, frode sui finanziamenti dell'Unione Europea, denunziati 2 imprenditori nei Nebrodi. C'è il servizio. I finanzieri del Comando Provinciale di Messina hanno portato a termine un'articolata indagine nei confronti di 2 aziende agricole del Messinese, operanti rispettivamente nei comuni di Caronia e di Longi, che secondo l'accusa avrebbero beneficiato in maniera indebita di finanziamenti comunitari cofinanziati dalla Regione Sicilia per circa 700.000 euro. Le indagini condotte dalle Fiamme Gialle della Tenenza di Sant'Agata di Militello e coordinate dalla Procura della Repubblica di Patti hanno portato alla denuncia all'autorità giudiziaria degli imprenditori delle 2 aziende dei Nebrodi per il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i contributi in esame erano stati concessi ai titolari delle 2 imprese agricole nell'ambito del piano di sviluppo regionale orientato alla valorizzazione turistica del territorio. Nel dettaglio, gli aiuti avrebbero permesso ai 2 imprenditori rispettivamente di riqualificare un immobile da destinare ad attività ricettiva del tipo bed and breakfast, nonché di ammodernare strutture e macchinari di un'azienda rurale. A tal fine i beneficiari avrebbero dovuto necessariamente appaltare la realizzazione delle opere ad imprenditori terzi e documentare le relative spese, sostenute con modalità di pagamento tracciabili. Le Fiamme Gialle sant'agatesi, tuttavia, insospettite dall'anomalo utilizzo dei conti correnti aziendali, dopo approfonditi accertamenti, rilevavano come i 2 titolari avessero prospettato all'ente pagatore costi ben superiori a quelli effettivamente sostenuti, percependo di conseguenza un contributo maggiore rispetto a quello spettante. Considerata la consistenza degli elementi raccolti, la Procura della Repubblica di Patti richiedeva ed otteneva dal locale tribunale l'emissione di un provvedimento di sequestro preventivo a firma del giudice dottor Ugo Domenico Molina per le ingenti somme indebitamente percepite, che ha riguardato liquidità e beni rinvenuti nella disponibilità degli indagati per un ammontare di circa 700.000 euro. Risveglio drammatico per la frazione Vigliatore di Terme Vigliatore, dove un negozio di 2 imprenditori cinesi, 2 coniugi cinesi, è andato letteralmente distrutto. Un vasto incendio ha colpito all'alba un negozio a Terme Vigliatore. Le fiamme si sono sviluppate in un negozio gestito da una coppia di nazionalità cinese intorno alle 5 del mattino nella frazione Vigliatore. La coltre di fumo nero si è alzata in cielo per parecchi metri ed è stata visibile a notevole distanza. Guarda, verso le 4:30 così si sentivano dei botti, sembravano dei petardi, infatti uno pensava, ma chi è che spara a quest'ora? Invece poi gli scoppi sussistevano. Appena mi sono affacciato fuori c'era una nube tossica, non si vedeva niente. Ci siamo accorti che stava prendendo a fuoco qua il negozio accanto a casa. I 2 imprenditori coniugi cinesi sono molto conosciuti nell'Interland e stimati a Terme Vigliatore, anche perché proprio qui hanno acquistato casa e quindi vivono nella comunità. I danni sono ingentissimi perché il Gran Bazar trattava articoli di ogni genere, dall'abbigliamento ai casalinghi al materiale elettrico e a quello telefonico, con reparto di cartoleria e di altri oggetti. L'enorme quantità di materiale vario e plastico ha favorito l'espansione delle fiamme che i vigili del fuoco, arrivati con ben 7 camion da Messina, Milazzo e Patti, hanno domato con fatica.
presenti anche alcuni mezzi della protezione civile e sin dalle prime ore dell'alba anche le unità dei carabinieri di Barciona Pozzo di Gotto e Terme Vigliatore con il comandante della locale stazione maresciallo Antonino Sottile. Profondamente colpita tutta la comunità che inerme ha assistito all'evolversi dello squarcio incendiario verificatosi nella centralissima via Tonnarella. Ovviamente è presto per risalire le cause del rogo e non si esclude nessuna ipotesi. La nube nera di fumo ha completamente avvolto il grande edificio che ospitava il negozio, mettendo a rischio anche la stabilità dello stesso. Vistose crepe si notano infatti sulle travi dell'edificio sia al piano terra come pure al primo piano. Gli occupanti dello stabile sono stati costretti a lasciare l'edificio. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.